Il governo non ha bisogno di avvocati difensori, si difenderà avanti la Corte Costituzionale, ma il Veneto pensa di essere assolutamente danneggiato dal fatto che qualcuno vada a fare ricorso contro una legge che permetterebbe a noi di avviare un progetto di autonomia. Referendum e ricorso alla Corte Costituzionale. C'è un doppio fronte di attacco all'autonomia e la Lega, con il centrodestra non proprio così unito, prepara le contromosse. Se di fronte alla richiesta di consultazione popolare, quorum di 500.000 firme già raggiunto, sarà quello di spiegare ai cittadini la bontà della riforma e predicare eventualmente l'astensione nel caso in cui il referendum passi, il Veneto si prepara a proteggere l'autonomia di fronte ai giudici del Palazzo della Consulta. Il casus belli è l'iniziativa della presidente pentastellata della regione Sardegna, Alessandra Todde, che ha deciso di impugnare l'autonomia davanti alla Corte. Quello che veramente non funziona è che le regioni del nord sono state infrastrutturate negli ultimi decenni con i soldi di tutti i cittadini italiani, ha detto dopo aver formalizzato il ricorso alla consulta. Sono diventate regioni ricche e trainanti con l'aiuto di tutti, continua, con i soldi dello Stato. Pensare adesso semplicemente di basarsi sulla spesa storica e quindi di consentire a queste regioni che hanno avuto di più di spendere di più anche sulla base di quello che possono trattenere è una cosa profondamente ingiusta. Non la pensa così, ovviamente, Palazzo Balbi. In una regione, peraltro lasciatemelo dire fino in fondo, a statuto speciale che non ci rimette nulla dall'approvazione di questa legge, della legge Calderoli che dà avvio al percorso dell'autonomia, quindi la regione Sardegna decide di impugnare. Vorrei ricordare a tutti che addirittura per ragioni di statuto speciale e per le province autonome è prevista che la regione in causa possa chiedere l'applicazione della legge se le conviene oppure no. Noi diciamo a tutti che la loro libertà finisce dove inizia la nostra e la nostra libertà vogliamo che sia rispettata, quindi ci presenteremo in Corte Costituzionale ad opporci al ricorso della Sardegna.